Sesta corsa è il centrale di oggi, premio Borgia per buoni cavalli anziani. Sono in 6 al via dopo il ritiro del numero 6, 1 Toscarella, Natale Cintura, 2 Biagio 3B, Enrico Bellei, 3 Urtab di Azzurra, Simone Levakovic, 4 Assia Luis, Carmine Piscoglio, 5 Vesna, René Legati. In seconda fila 7 Bat Host, Antonio Di Nardo. Corsa molto interessante, piena di velocisti in prima fila. Parte Toscarella che non è una partitrice, gli altri partono tutti molto veloci. È Urtab di Azzurra che scende alla corda davanti a Assia Luis, al largo ci prova Vesna, ma Urtab di Azzurra sembra intenzionato a rimanere davanti. Vediamo insistere al largo René Legati, che però decide probabilmente di ripiegare in terza posizione. Gli altri tre sono molto distanti, 13,8 i primi 200 metri, alla fine Vesna si accoda terza. 2 terzetti praticamente, con Biagio 3B che sta portando sotto gli altri, ovvero Biagio, Toscarella e Batost. Intanto 15,9. Secca stoppata da parte di Simone Levakovic col figlio di Cantabol, che ora riduce drasticamente il ritmo. Ne approfitta Enrico Bellei per uscire al largo e avanzare. Tanto 600 metri che se ne vanno in 46, appena abbondante. Passaggio davanti alle tribune con Biagio 3B che ora sta ai fianchi di Assia Luis, poi Vesna che è riuscita al largo in anticipo su Toscarella, mentre chiude il gruppo Batost. 15,2 qui davanti alle tribune, viene fuori un primo giro tattico in 1-1-3. Si gira Simone Levakovic, vede al largo Biagio 3B che si trascina sempre Vesna, Toscarella e Batost, mentre si mantiene lì seconda la corda Carmine Piscoglio con Assia Luis. 15,7 la curva, 1,17 il primo chilometro. Ora Biagio 3B fa sul serio e va a dare un severo attacco a Urtab di Azzurra che cerca di reagire, frazione rovente di fronte alle tribune in 14,3, ma Urtab di Azzurra ha respinto il primo attacco. Si muove però anche Toscarella che avanza cattiva in terza ruota, sempre seconda la corda Assia Luis, poi anche Batost che avanza, ancora tutto da giocare. Urtab di Azzurra al comando, ultima curva passata in 14, retta di arrivo, Toscarella centropista sembra la più produttiva, poi c'è anche Batost. Toscarella sembra sul punto di prevalere ed è Toscarella che viene a vincere su Batost e Assia Luis. Ottima davvero la prestazione, 28,1 a chiudere per Toscarella. Natale Cintura, Ettore Vairani al training e i colori di Robertone Stancari. È finita molto veloce a centropista la figlia di Varenne, viene a vincere, ha fatto buon finale anche Batost che può cogliere il secondo posto battendo di precisione Assia Luis, mentre Urtab di Azzurra può essere solamente quarto. Quindi la vittoria per Toscarella, Natale Cintura, Robertone Stancari.